La situazione è molto buona, la curva è scesa in maniera drastica. Attualmente abbiamo una trentina di persone ricoverate al Covid Hospital di Jesolo in malattie infettive e 2 persone in terapia intensiva. Rispetto alle settimane scorse è veramente un miracolo. Anche il Veneto orientale ha visto una discesa repentina della curva, fenomeno difficile da spiegare scientificamente al momento, ma che sta permettendo di tirare un sospiro di sollievo, come ha detto il direttore generale dell'ULSS 4 Carlo Bramezza a margine dell'inaugurazione della Recovery Room nell'ospedale di Portogruaro. Lo stiamo tirando perché veramente il lavoro per fortuna è diminuito molto e quindi anche lo stress nei confronti del sistema sanitario. Però dobbiamo sempre essere molto attenti, sempre prudenti, perché finché non ci sarà una vaccinazione di massa non possiamo stare tranquilli, quindi sempre massima attenzione. Fondamentale ora più che mai con la riapertura delle scuole, di bar e ristoranti il rispetto delle regole e l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Per questo qualche settimana fa l'ULSS 4 e Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale hanno dato il via alla campagna Conta su di me, volta a sensibilizzare i giovani e a proteggersi dal Covid-19 a partire proprio dall'utilizzo costante della mascherina.